Nel pieno dell'inverno, sotto una nevicata, un bambino di 11 anni viene lasciato solo alla fermata di un pullman, non per mancanza di sicurezza, ma per un biglietto da 10 euro. È accaduto in Cadore, tra San Vito, dove il bambino frequenta la scuola media Calvi, e Vodo di Cadore, dove abita, 6 chilometri fra una fermata e l'altra della linea Cortina-Calalzo, trasformata in metropolitana di superficie in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Prezzo del biglietto per tratta, 10 euro contro i 2,50 euro del biglietto ordinario. Per il piccolo doveva essere un normale ritorno a casa dopo il rientro pomeridiano a scuola, come ci racconta la nonna, l'avvocata Chiara Balbinotto del Foro di Padova. Quando c'è bisogno rientra con i mezzi pubblici, non è un'abitudine, per cui non ha un abbonamento, ma usa, la mamma gli ha comprato un carnet di biglietti, dei carnet di biglietti che lui usa quando servono. Il servizio è fatto da Dolomiti Bus, lui aspetta la corriera con altri bambini, quella delle 4 non passa, arriva la corriera successiva, quella delle 16:40. C'erano altre 2 compagne che però, utilizzando invece il servizio tutti i giorni, avevano l'abbonamento. Lui dà il biglietto all'autista e l'autista gli chiede testualmente: "Hai 10 euro in contanti da darmi?" Lui dice no, non sapeva che il biglietto costava di più e quindi dice: "Vabbè, allora non puoi stare, devi scendere, devi tornare a casa a piedi." A quel punto erano già le 16:40, praticamente buio, temperatura esterna sotto lo zero. Il piccolo, costretto a scendere con i suoi 2 zaini, si è incamminato verso casa. Ci ha messo 1 ora e mezza, è arrivato congelato, abbiamo anche un certificato medico di ipotermia e questo è quello che è successo. Appresi i particolari dello sconcertante episodio, la mamma del bambino con la nonna avvocata hanno presentato denuncia querela alla procura di Belluno, ipotizzando il reato di abbandono di minore. Nelle scorse ore il servizio clienti di Dolomiti Bus ha contattato l'avvocata Balbinotte riferendo di essere costernato per l'episodio, assicurando l'avvio di un'indagine interna. È veramente una cosa allucinante. Nel caso di specie il problema non erano i 10 euro, erano che lui non lo sapeva, non aveva i 10 euro in contanti, ammesso che fosse lecito chiedere 10 euro in contanti, perché Certo. questo ho i miei dubbi, ma aveva comunque degli altri biglietti che gli potevano essere presi, non bastava spiegarsi, voglio dire, no? Certo. Non costringerlo a scendere. Inutile dire che la notizia pubblicata dal Gazzettino e ripresa da tutte le testate locali e nazionali ha suscitato lo sdegno della comunità e dei piani alti della politica. Alleanza Verdi e Sinistra, con la deputata Elisabetta Piccolotti, ha presentato un'interrogazione al ministro Valditara perché le politiche legate alle Olimpiadi non possono ricadere in nessun modo sulla sicurezza delle persone e dei più piccoli.